Cervignano, parco di Villa Bresciani. La Cappella Gentilizia accoglie dalla fine del XVIII secolo una preziosa opera lignea, capolavoro nascosto nelle pieghe di una storia che inizia alla metà del 1200, quando il Cristo della Contessa viene scolpito nella bottega di un artista medievale che bene conosce tradizioni diverse e lontane. Quella del Christus Triumphans, il Cristo delle grandi cattedrali romaniche, vincitore sulla morte, e quella dell'universo simbolico di un Cristo dolente, che il mondo d'Oltralpe inizia a riprodurre. Il corpo segnato dalle ferite in una sofferenza che fa inarcare le membra, reclinare il capo, velare lo sguardo. Mani sconosciute intagliano legno di pioppo per creare una figura imponente. Raffigurazione della passione di un Dio che si fa uomo e offre il sacrificio di sé. E nasce una scultura dalle grandi dimensioni pensata per uno spazio sacro importante, forse della vicina Aquileia. La Basilica Patriarcale, o Santa Maria Extramuros, chiesa delle Benedettine, potente monastero di cui Cervignano era feudo, o ancora per la scomparsa Basilica dei Santi Felice e Fortunato, che sempre ad Aquileia sorgeva nella zona a sud della città, vicina alle mura medievali. Eppure, questa immagine di vita eterna che attraversa i secoli, questo tema così centrale negli scritti di Saulo di Tarso prima e di Agostino poi, è per la Chiesa delle origini soggetto sconcertante che la sensibilità cristiana rifiuta, perché è difficile da far accettare a quanti da pagani si accostano alla nuova fede la parola di un Dio morto su un patibolo infamante, orribile supplizio che l'Occidente importa probabilmente dall'Asia minore. Quel servile supplicium, così lo chiamerà nelle Filippiche Cicerone, pena vietata dalle antiche leges sacrate a chi era cittadino romano e riservata agli schiavi, ai ribelli, ai criminali. Al timore di profanazioni possibili, alla profonda lontananza dagli schemi dell'arte greca o di quella romana, che nell'armonia, nell'equilibrio estetico, nella perfezione della forma avevano trovato i loro elementi fondanti, si risponde con altre immagini, fortemente simboliche, rese in un linguaggio misterioso che tale doveva restare per chi cristiano non era. Nei mosaici, sui sarcofagi, negli affreschi delle catacombe, compaiono scene di Isacco sacrificato da Abramo, segno e profezia di un altro figlio offerto in sacrificio, o la figura di Giona, che per 3 giorni resta nel ventre del pesce, deposto in un sepolcro d'acqua, figura del Cristo sepolto e poi risorto vittorioso sul male e la morte. Simboli scolpiti, dipinti o graffiti accompagnano la speranza di vita eterna dei primi cristiani. Se al giorno d'oggi i graffiti costituiscono certamente un fenomeno deprecabile, specialmente quando imbrattano i monumenti, bisogna dire che i graffiti nel mondo antico in molti casi sono testimonianze oltremodo preziose. Sono testimonianze preziose perché ci forniscono tanti dati, tanti elementi di cui nessun'altra fonte ci darebbe dei lumi. Ad esempio, quando essi invocano i nomi dei pellegrini che visitavano i singoli monumenti, la loro origine, la loro provenienza, ma soprattutto quando ci forniscono
dei simboli, vale a dire delle immagini che non erano immagini a sé stanti, unicamente con funzione decorativa, ma che avevano un significato che andava al di là della raffigurazione stessa. L'immagine evoca un concetto, quindi un pesce evoca l'immagine di Cristo, l'ancora evoca il concetto di salvezza, il cristogramma, cioè la presenza delle prime 2 lettere greche intrecciate nel nome di Cristo, evocano ancora una volta la sua persona a protezione di quel luogo venerato. Graffiti ne abbiamo in tanti luoghi nel mondo cristiano antico. Ne abbiamo nell'area della necropoli vaticana dove fu sepolto San Pietro, che cominciò ben presto ad essere frequentata da frotte di pellegrini e lo fu fino al IV secolo, quando fu costruita la basilica soprastante. Li abbiamo nelle catacombe e questo ci dimostra una continua affluenza di popolo fino agli inizi del IX secolo, quando le catacombe stesse furono abbandonate portando via le spoglie dei martiri. Questa è un po' la storia dei graffiti, è una storia in evoluzione perché ci sono molti graffiti che ancora oggi attendono di essere interpretati, tanta è la difficoltà della loro lettura. Roma, 27 ottobre 312. Il Tevere, al Ponte Milvio. Costantino in armi contro Massenzio. Una voce. Hinoc signo Victor Eris. E il segno è quello che intreccia 2 lettere greche, la Chi e la Rho iniziali del nome di Cristo. Il principe, devoto al Summus Deus, lo fa apporre sugli scudi dei soldati e la vittoria, inaspettata per l'inferiorità numerica del suo esercito e per la scarsa conoscenza dei luoghi, è schiacciante. Gli uomini di Massenzio travolti, annegato nel Tevere, l'usurpatore. L'anno dopo, da Milano capitale imperiale, Costantino emana un editto con cui si riconosce libertà di culto ai cristiani e si dà legittimità giuridica alla Chiesa stessa. Rapida da allora è la diffusione nei territori soggetti a Roma del nuovo simbolo, il cristogramma, che in forme diverse, utilizzato a volte quasi come un talismano per allontanare influssi magici e negativi, compare su oggetti tra i più disparati. La croce invitta orna diadema, scettro e labaro imperiale di un sovrano che sempre di più ama definirsi ottimo e pio, il santo caro a Dio che, come racconta lo storico Eusebio, nel suo palazzo di Costantinopoli si farà effigiare come orante. Sempre di più Costantino, già adoratore del Sol Invictus, vuol far dimenticare il suo passato di persecutore, diventando egli stesso immagine di re sacerdote. Inizia, imponente e impressionante, una attività edilizia che a Roma vede l'edificazione di San Salvatore in Laterano, oggi San Giovanni, e quasi contemporanea la costruzione al Vaticano, sulla tomba dell'Apostolo, della Basilica di San Pietro. Trova spazio al Sessorio, residenza dell'imperatrice madre Elena Augusta, la Basilica di Santa Croce, memoria fisica di Gerusalemme, destinata ad ospitare le reliquie che la stessa Elena scopre nei suoi viaggi in Terra Santa. È proprio nelle monumentali basiliche che Costantino fa costruire a Gerusalemme, sui luoghi santi del martirio, dell'Anastasis, fastose, sono le celebrazioni di liturgie destinate a suscitare lo stupore dei pellegrini, sempre più numerosi, dei tanti giudei convertiti che, nella nuova fede, avrebbero così potuto ritrovare la grandiosa magnificenza del culto di Mosè. Si assiste, insomma, ad una sorta di spettacolarizzazione della crocifissione, attraverso cui far accettare culto imperiale e insieme i nuovi dogmi che i tanti concili proclamavano contro pericolose posizioni eretiche che minavano una ortodossia ancora giovane. Se nulla le fonti del tempo, i primi diari di viaggi di pellegrini, dall'Itinerarium burdigalense alla Peregrinatio di Egeria, ci tramandano di un apparato figurativo scomparso,
ma che certamente doveva esserci nei nuovi edifici sacri, resta però l'immagine di una crocifissione che nel martirium, spazio dove proprio le croci del Golgota venivano conservate, viene rappresentata nel modo più astrattamente simbolico e sontuosamente solenne. Una croce, resa probabilmente a mosaico, simile a quella che ancora oggi possiamo vedere a Roma nell'abside della chiesa di Santa Pudenziana. Nell'iconografia paleocristiana la comparsa della croce anticipa di almeno un secolo quella del crocifisso. Ma che tipo di croce è e dove compare? È una croce gemmata, quindi da simbolo di martirio diviene simbolo di vittoria, vittoria sulla morte, simbolo di trionfo. E dove compare? Compare proprio nelle absidi di tante basiliche paleocristiane erette nel corso del IV secolo. Ad esempio i mosaici di San Pietro in Vaticano, ad esempio quelli della Basilica del Salvatore, poi San Giovanni in Laterano. Ma l'unico caso che rimane ancora oggi conservato è quello del mosaico absidale della Basilica di Santa Pudenziana, in cui la croce gemmata campeggia dietro l'immagine di Cristo con il collegio apostolico dinanzi alla Gerusalemme celeste. Dove nasce la croce gemmata? Non nasce nei mosaici, ma probabilmente nasce nei sarcofagi, quindi nella scultura paleocristiana, nei cosiddetti sarcofagi di Passione, dove intorno al 340 noi troviamo una croce gemmata come raffigurazione simbolica della resurrezione di Cristo. E sotto la croce gemmata dormono due militari, sono i due soldati che fanno la guardia al sepolcro. Quindi vuol dire che da raffigurazione reale è già divenuta raffigurazione simbolica. La croce gemmata poi viene ripresa nei mosaici successivi e la troviamo anche nel pieno Medioevo, sia pure rielaborata e riadattata a seconda dei contesti. In ogni modo, l'importante è focalizzare questo concetto, vale a dire che nei primi secoli la croce diventa già simbolo di trionfo, simbolo di vittoria. Trionfale dunque, e non tale da scuotere le coscienze, la rappresentazione della crocifissione appare sempre più spesso anche sugli oggetti benedetti che i pellegrini portano dalla Terra Santa. Euloge, encolpia, le croci da appendere al petto, ampolle di metallo o terracotta che contenevano gli oli delle lucerne accese nei santuari di Gerusalemme, santificati dalla vicinanza al sepolcro o alle reliquie della vera croce. Oggetti che nell'Occidente cristiano offrono l'immagine di un Cristo trionfatore, in un simbolismo aulico che si richiama e rende più forte il culto imperiale. Ma la visione del cristianesimo di Costantino non è la stessa sofferta visione del sacrificio che ai confini dell'impero il monachesimo orientale sta elaborando per esprimere, ora che le persecuzioni sono cessate, l'esigenza di tornare ad una purezza di vita, al rigore morale di origini ancora vicine, eppure già quasi appannate. Roma, V secolo. Sulla cattedra di Pietro sale Celestino I. Un pontificato tra i più complessi e insieme drammatici dell'età paleocristiana lo attende. Sono gli anni del grande momento della patristica, l'antica riflessione teologica cristiana elaborata dai padri della Chiesa e insieme delle grandi eresie attorno alla natura di Cristo. Sono gli anni di Alarico, che nel 410 si impadronisce di Roma e l'abbandona per 3 giorni al saccheggio delle truppe visigote. Il disorientamento e l'emozione che la rovina della capitale imperiale suscita si riflette anche nel De Civitate Dei, la città di Dio, che Sant'Agostino scrive per dare un significato a eventi terribili che sembrano segnare la fine della civiltà romana. Nella visione di un tempo e di una storia che tendono ad un fine ultimo, quello di una nuova civiltà cristiana, nel cuore delle battaglie contro le eresie, forte è la sua parola in difesa della teoria del peccato originale e del battesimo simbolicamente legato alla morte salvifica del Cristo. E la parola di Agostino diventa quella del pontefice, diventa la risposta agli eretici e si fa arte in funzione della liturgia
per offrire alla visione dei fedeli la morte redentrice del Cristo. Colle dell'Aventino, il più meridionale e isolato dei colli romani, rifugio in epoca repubblicana di plebei, dimora in età imperiale di ricchi patrizi e quasi abbandonato dopo le distruzioni visigote. Nel luogo già occupato da una chiesa domestica, il Titulus Sabine, Celestino ordina la costruzione di una basilica. È interessante notare che i due esempi più antichi che noi abbiamo conservati di raffigurazioni della crocifissione siano pertinenti non a grandi pitture, a grandi mosaici, a importanti sarcofagi, ma ad oggetti riconducibili al cosiddetto artigianato artistico. Una volta si diceva le arti minori. Si tratta di un avorio conservato a Londra e soprattutto della porta scolpita in legno di cipresso della Basilica Romana di Santa Sabina. Un monumento unico nel suo genere perché si tratta dell'unica porta di legno istoriata dell'epoca paleocristiana che si sia conservata fino a noi. In particolare, fra le tante scene che adornano questa porta, attirò subito l'attenzione degli studiosi quella della crocifissione. Siamo nei primi decenni del V secolo, quindi si tratta indubbiamente di uno degli esempi più antichi, se non del più antico, in cui la scena già compare con le sue componenti essenziali. Ma non si può dire una scena realistica, già simbolica probabilmente, perché ad esempio Cristo in croce, la croce è solo adambrata e non si vede, è alto quasi il doppio rispetto ai due ladroni che lo affiancano. Lo sfondo è architettonico, si vede un'architettura con 3 timpani. Non ci sono ancora gli altri personaggi che successivamente accompagneranno la scena della crocifissione, cioè Maria, San Giovanni, Longino e l'altro soldato che porge la spugna a Cristo. In ogni modo è un esempio interessante. Si è parlato di derivazione da una matrice siro-palestinese, ma purtroppo non abbiamo più il prototipo di questa raffigurazione, peraltro di notevole rilievo, che un anonimo scultore, non conosciamo appunto il suo nome, scolpì nel legno di cipresso della Basilica di Santa Sabina, come ripeto, intorno al 420-430. Zagba, Mesopotamia, convento di San Giovanni. Arriva dalla regione più orientale di quello che nel VI secolo è l'impero bizantino, un evangeliario, conservato alla Laurenziana di Firenze, che nel 586 il monaco Rabula orna di una serie di preziose miniature, tra le quali una crocifissione storica e non più simbolica, del tutto simile a quella dipinta sul coperchio ligneo di questo reliquiario conservato nei musei vaticani. L'Evangeliario di Rabula è uno dei pochissimi codici miniati che ci siano pervenuti dall'antichità cristiana. Si sa anche la sua cronologia, è datato infatti al 586, ed è molto interessante perché contiene una scena della crocifissione che ci rimanda proprio al mondo orientale, bizantino. Da che cosa ce ne accorgiamo? Ce ne accorgiamo prima di tutto dal fatto che Cristo in croce ha un lungo mantello, il colobium, mentre ai lati ci sono i 2 ladroni, ma la scena è già densa di personaggi, non è più semplice come nelle primissime raffigurazioni. Abbiamo i 2 soldati accanto, abbiamo le piedonne da una parte, dall'altro lato c'è Maria che è l'unico personaggio con un nimbo dietro il capo e San Giovanni accanto a lei. E ai piedi della croce ci sono altri 3 soldati i quali stanno giocando. Quindi proprio riferimenti precisi anche al testo evangelico, ma una composizione già matura, già sviluppata. Roma, VI secolo, fori imperiali. Pendici nord-occidentali del Palatino. Sulle strutture di un vasto complesso architettonico, probabilmente un vestibolo monumentale dei palazzi imperiali di Domiziano, si costruisce e si consacra Santa Maria Antiqua. E qui, verso la fine dell'VIII secolo, viene realizzato un ciclo di affreschi dedicati alla vita dei santi Quirico e Giulitta, raro esempio di arte bizantina sopravvissuto alla distruzione iconoclasta, dove, probabilmente per la prima volta, la crocifissione occupa uno spazio importante all'interno di un luogo sacro.
Durante il breve ma intenso pontificato di Papa Giovanni VII agli inizi dell'VIII secolo, fu costruita nella suggestiva cornice dei Fori la Basilica di Santa Maria Antiqua, che non ebbe vita lunga perché già verso la metà del IX secolo fu purtroppo sepolta da una grande frana. La sua riscoperta risale agli inizi del Novecento e grande fu la sorpresa degli archeologi nel riportare alla luce tanti affreschi di grande interesse che avevano decorato questa chiesa. Due di essi in particolare attestano ancora una volta una continuazione della diffusione del tema della crocifissione. In una compare la classica composizione bizantina di Cristo in croce, con gli occhi spalancati, barbato, con il nimbo dietro al capo, con il lungo mantello, il colobium, e ai suoi lati da una parte San Giovanni con i suoi Vangeli, dall'altra Maria addolorata e i due soldati di modulo minore vicino a Cristo stesso. L'altra invece, che adornava l'abside, ci mostra già una trasfigurazione della scena della crocifissione, in cui compaiono gli stessi personaggi, le stesse componenti, ma il tutto è contornato da una schiera di angeli delle diverse gerarchie e in basso dalla comunità dei fedeli che assiste a questo evento prodigioso. In poche parole si può dire che in questa seconda raffigurazione la croce di Cristo parte dalla terra ma arriva già in cielo. Grecia, XI secolo. Monastero di Dafni. Il mosaico del Cristo che reclina il capo sulla spalla, gli occhi chiusi in una morte che diventa simile al sonno, in un corpo piegato che, per la prima volta, mostra il sangue sgorgare dal costato. Al Cristo trionfante e vivo sulla croce si affianca un'altra immagine che l'Occidente accoglierà. Ecco, tutto dipende dalla croce, tutto è definito con la morte. Infatti, se sarai morto con lui e come lui vivrai. Se gli sarai stato compagno nella sofferenza, gli sarai compagno anche nella gloria. Nel Medioevo cristiano, attraversato da una profonda crisi spirituale, forte è la voce degli ordini mendicanti e l'aspirazione al ritorno alle origini di una Chiesa sempre più lontana da una umanità che soffre, diventa rappresentazione del Cristo dolente, diventa rappresentazione del mistero incarnato di cui parlano i mistici del tempo, diventa ancora una volta arte che spiega la parola di Dio. In Friuli non abbiamo immagini di Christus Patiens che non siano di oggetti provenienti da altre regioni d'Europa, ad esempio in alcune piccole croci della zona di Limoges portate in Friuli in epoche sconosciute. C'è invece un bellissimo oggetto che è questa pace che qui si vede al mio fianco, che faceva parte del tesoro della Pieve di Zuglio, che racchiude in sé momenti antichi e momenti più recenti, avendo la parte in avorio, due placchette che si trovano nelle due valve, un Cristo in Maiestas che si richiama alla tradizione bizantina, essendo anzi prodotto di origine bizantina, e nella valva posteriore invece una croce in metallo, in argento, sbalzato, che dovrebbe risalire al XIII secolo. Ecco, da una parte il grande Cristo, è vero che è un Cristo Pantocrator, secondo la più nobile delle iconografie bizantine, dall'altra invece il Cristo ormai in pietà, è vero, quel Cristo dolente, quel Cristo uomo che è entrato a far parte del mondo cristiano e che in Friuli ha avuto la sua esaltazione attraverso centinaia e centinaia di oggetti. Aquileia, da sempre luogo di transito e di commercio tra l'Oltralpe e il mare, e dal mare ai porti del vicino Oriente Mediterraneo. Da questi lontani legami, che in epoca paleocristiana danno vita ad una importante stagione culturale, forse dalle parole dell'esegeta Ruffino di Concordia, uno dei grandi scrittori ecclesiastici del tempo, che ben conosceva il monachesimo di Siria e Mesopotamia di IV secolo, forse dal ricordo di opere d'arte sacra che il tempo non ci ha conservato, un pittore rimasto senza nome affresca nel XII secolo
l'abside della chiesa dei pagani con una crocifissione, ora perduta, ma di cui resta un prezioso disegno. Crux fidelis, inter omnes arbor una nobilis. O croce fedele, il più nobile fra tutti gli alberi. Nessuna selva ne produce uno, simile per fiore, fronda, frutto. Dolce legno che con dolci chiodi sostieni il dolce peso. È l'inizio dell'inno Crux Fidelis del poeta aquileiese Venanzio Fortunato, composto sul declinare dell'età antica. Questo poeta dà voce alla venerazione per il Cristo che pende dalla croce come frutto della vita. In Aquileia, nell'abside orientale della chiesa dedicata a Santa Anastasia che sorgeva di fronte alla facciata della basilica, un affresco, ora perduto, ma che ci è stato conservato dal canonico Gian Domenico Bertoli nella sua raccolta Le Antichità di Aquileia del 1739, ci raffigura il Cristo che pende dalla croce e intorno al corpo del Cristo i rami dell'albero della vita che si riannodano a quel pesce simbolico che è l'acrostico del suo nome e della sua missione, Gesù Cristo, Figlio di Dio Salvatore. Al Cristo, frutto della vita, si protende l'immagine allegorica della Chiesa nei panni di una nobile matrona. È un affresco che ha echi nella tradizione della Chiesa indivisa, che ci riporta ad una iconografia lontana, che ha le sue matrici forse nella Chiesa di Alessandria. È un affresco altamente significativo della grande venerazione che la liturgia della Chiesa aquileiese aveva per il Cristo crocifisso. Oltre il canto di Venanzio Fortunato, anche il canto di Paolino d'Aquileia sulla croce, albero del nuovo paradiso. Aquileia, basilica patriarcale. Tutto sembra ricondurre ad un messaggio di salvezza che nei secoli cambia forma. Diventa ancora una volta espressione di un'arte che spiega, rendendola più semplice, la parola del Cristo e della sua Chiesa. Dalle raffigurazioni simboliche dei mosaici teodoriani di IV secolo alle opere d'arte come questa crocifissione sulla parete della medievale Cappella Torriani che il tempo ha lasciato e che un recente restauro ha riportato a nuova vita. Un linguaggio pittorico diverso, dove la scena sacra si declina in colori vividi e in linee che ricordano ancora quelle delle miniature ottoniane e dell'arte che da Bisanzio arriva in Occidente. Le figure ancora rigide nei movimenti, le zone di colore separate da linee più scure che disegnano con maggiori volumi e rilievi i contorni delle figure, i tratti del volto, le pieghe delle vesti. E dalle volte della cripta di Massenzio, che nel IX secolo il patriarca volle per custodire le reliquie dei martiri aquileiesi, appare, alla metà del 1100, una crocifissione eseguita con la tecnica dell'affresco. Scena di un più vasto ciclo di pittura, tra i più importanti tra quelli rimasti di questo periodo, nell'Italia settentrionale, dove forte si sente ancora l'influsso di un'arte che giunge da Venezia, con maestri che bene conoscono la tradizione del mosaico e dei codici miniati. Echi lontani di altre figure che Costantinopoli prima e Ravenna poi hanno fatto conoscere. E un'altra immagine la Basilica di Aquileia conserva, quella del crocifisso di tradizione orientale, del volto santo, la lunga tunica regale, il colobio, le braccia aperte a simboleggiare protezione sul mondo. Cervignano, Cappella di Villa Bresciani. Il Cristo della Contessa, il mistero incarnato. Sulla croce,
il corpo di un uomo, il capo coronato di spine. E ogni segno lascia trasparire in filigrana un segno corrispondente di un'epoca che non è più, eppure ancora vive. Lord.